E buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del campionato statunitense, siamo alla round 4, ormai continuiamo il viaggio con il nostro mitico Ray Robson che si ritrova a giocare ancora col bianco qui. Secondo me avrà pagato l'arbitro per dire senti fammi fare un'altra partita col bianco contro uno dei favoriti dato l'altissimo punteggio elo, Jeffrey Xiong. Andiamo a vedere come è andata la partita. Abbiamo E4, C5, difesa siciliana, cavallo F3, cavallo C6, di nuovo alfiere B5, rosso limo. Proprio come spiegato all'interno del corso Sicilian Guard, in descrizione del video trovi il link per accedere, che è il corso realizzato per l'Accademia di Matto Scacco dal maestro Alberto Fabris. Questa è una delle varianti che più sta andando di moda, proprio perché si è visto che il bianco riesce ad avere grandi possibilità contro questa difesa. E 5 risponde il nero. Una difesa particolare, poiché questo cavallo difende questo pedone, ma io però posso prendermi questo cavallo e quindi il tuo pedone non sarà più difeso. La partita prosegue invece con arrocco corto. Perché il bianco non si è pappato il pedone? Non poteva andare così la partita? Poteva andare così, ma qui c'è la solita tattica che c'è anche nella partita spagnola cosiddetta Ruy Lopez, con donna di 4 che attacca contemporaneamente cavallo e pedone. A questo punto salvi uno dei due, catturo l'altro, quindi riprendendo tranquillamente la qualità e anzi probabilmente ti faccio perdere anche l'arrocco. Quindi su questa mossa Robson ha preferito non catturare ma giocare a rocco corto. Il bianco è in grande vantaggio di sviluppo, poiché il nero prima di arroccare ha bisogno ancora di 3 mosse: togliere l'alfiere, togliere il cavallo e arroccare. Di conseguenza, quando si è in vantaggio di sviluppo e il re avversario ancora al centro, una delle regole, principi generali degli scacchi è quello di aprire il centro, quindi probabilmente seguiranno mosse di questo tipo, torre 1, cercando di giocare direttamente in face del re avversario. Segue un'altra mossa particolare che non avrei mai giocato, ma sono andato a controllare la teoria di questa difesa dato che non la conoscevo, e alfiere di 6 è proprio una delle mosse della teoria. Mossa particolare poiché lascia il pedone D, che è uno dei due pedoni centrali, a casa, però insomma funziona così. Perché alfiere di 6? Anzi no, adesso scusami, perché non si poteva giocare per esempio cavallo F6 prima? Perché ora sì che funzionava alfiere per C6, qui qualsiasi mossa, B per D eccetera, ora sì che funziona, poiché a seguito di donna di 4 è vero che c'è ancora la minaccia su entrambi i pezzi, ma dopo cavallo F3 la donna non può catturare poiché segue questa bellissima torre 1 e chiaramente ti prendi l'inchiodatura e perdi la donna. Quindi alfiere di 6 è stata la mossa giocata e ora, proprio come dicevamo noi, il bianco cercherà di rompere il centro, non solo, grazie a questa mossa C3, oltre che sostenere in azzurro la spinta in D4, in verde puoi vedere che crea anche la solita casa di fuga tipica delle aperture con E4 dell'alfiere che può andare in C2. E infatti dopo A6, lo scopo qui del nero è quello di iniziare l'avanzata di pedoni, l'alfiere si ritira in A4 e dopo B5, con l'idea anche di far posto all'alfiere campochiaro in B7, l'alfiere si ritira in C2. Il cavallo decide di andare in E7. Perché questo sviluppo passivo, potremmo chiamarlo, del cavallo in E7, ancora una volta il cavallo in F6 non funziona, poiché attirerebbe il bianco a giocare una mossa come D4 e qui si va incontro a un po' di tattica. Per esempio cattura, cattura, cattura e ora c'è E5. Come dicevamo, con il nostro re avversario al centro dobbiamo cercare di aprire il centro. Ora qui abbiamo due pezzi che controllano questo pedone, per esempio su cavallo per E5 noi possiamo giocare sull'inchiodatura. Il cavallo inchiodato, abbiamo due attaccanti, un solo difensore, il nero deve cercare di portare un altro difensore, che potrebbe essere donna C7, donna E7, è totalmente indifferente, tanto il pezzo lo si perde comunque, poiché con alfiere F4 arriva il terzo attaccante da parte del bianco e comunque sono sempre solo due difensori.
L'unica meno peggio adesso sarebbe quella di giocare cavallo F3 scacco. Chiaramente non si può catturare di donna, altrimenti ci prendiamo anche il matto. Bisogna catturare con il pedone, quindi scombussolarci la nostra struttura pedonale. E adesso alfiere per F4, così, così, e ovviamente donna per D4, guadagnando anche il tempo sull'alfiere. Ora, diciamo che questa era la variante meno peggio per il nero a seguito di cavallo F6. Quindi, detto ciò, il cavallo non è stato sviluppato in F6, ma è stato sviluppato in E7, proprio per evitare di dare possibilità al bianco di prendere spazio con attacchi doppi, eccetera, eccetera. In più il cavallo in E7 offre anche un'ottima protezione al re, finché è al centro scacchiera. A4 si prende un pochettino spazio sull'ala di donna, B4, torre in E1, cavallo in G6. Guarda il tempo sull'orologio del nero a 1 minuto e 31, dopo questa mossa 1 minuto e 08. Devo dire che è una mossa piuttosto impegnativa. Da quello che posso capire, l'idea del cavallo è prendersi questa ottima casa in F4, casa che però farà fatica a prendere per via dell'attacco molto veloce da parte del bianco. D4 e ora pedone per C3. Guarda la barra di valutazione, più 0,89, anzi ogni tanto si sta riassestando, perché guarda che mossa c'è adesso per il bianco, D per E5. D per E5 c'è un doppio attacco su quell'alfiere, sia da parte del pedone in E5 che da parte della nostra regina. C'è prima una mossa intermedia da parte del nero, pedone per B2, chiaramente se adesso andiamo a catturarci l'alfiere, il nostro avversario va a promozione con cattura di torre, quindi non è il caso. Alfiere per B2, c'è sempre l'attacco su quell'alfiere e ora l'alfiere deve andare a darsi. Purtroppo questo alfiere era molto importante per il nero, ma dato che l'alfiere era sotto, purtroppo il nero l'ha dovuto dare. Adesso cavallo per e cavallo per E5. Siamo arrivati in questa situazione, il nero ha perso la coppia degli alfieri, il bianco ha la coppia degli alfieri. La donna è fortissima ed è pronta a entrare, a devastare tutto, la torre è pronta anche lei e quest'altra torre magari può entrare. Ecco, qui sembrano dei giochi, le frecce tricolori, cioè vedete quando con gli aerei fanno, ok, va bene. Detto ciò, guardate l'orologio del bianco di Robson, perché questa è una partita, è una mossa impegnativa la prossima, poiché da qui ne andrà tutto l'esito della partita. 1 ora e 03. Dopo questa mossa l'orologio scende a 37 minuti. Wow, quasi mezz'ora per decidere questa mossa. Un'altra mossa interessante oltre a questa era F4. Costringeva la ritirata e poi c'era cavallo di 6. Mossa che teneva il pedone in F4, impediva l'arrocco e attaccava il pedone C5. Sicuramente Robson l'aveva considerata, ma non lo convinceva e ha deciso di giocare in modo più lineare. Ha dato la propria coppia degli alfieri per un'ottima iniziativa. Donna D5, triplo attacco sul pedone C5, sul cavallo in E5 e sulla torre in A8. A questo punto l'unico modo per limitare i danni è cavallo C6, in questo modo la donna non ha più l'attacco sulla torre, però ha l'attacco sul pedone C5 ed è così che il bianco va in vantaggio. No, sto dicendo una cavolata, siamo in parità di pedoni, ma un'ottima situazione poiché impedisce l'arrocco al re avversario. Donna in E7, adesso il cambio di donne con conseguente perdita dell'arrocco, ma ci stiamo avvicinando ad un finale, quindi va benissimo così. E adesso cavallo C3. Come vedi, il bianco ha buone possibilità di attacco, il nero un pochettino in ritardo di sviluppo. Segue cavallo in B4 con l'idea di attaccare l'alfiere C2 e fare un doppio sulle torri, ma ora c'è una mossa intermedia. Cavallo D5, scacco e prendiamo tempo anzi costringiamo il nero a cambiare il cavallo. Infatti cavallo per D5 e per D5 scacco di scoperta. Ora attenzione, a distinto dove lo metteresti il re, perché non è facile come situazione. Il re nero è sotto scacco. Le uniche case disponibili sono E8, F8,
D6 ed F6, poiché lateralmente ci sono i propri pedoni e chiaramente di fronte non si può andare perché siamo sulla stessa colonna della torre. Qual è la mossa che a distinto ti piacerebbe di più? A me subito così, senza neanche pensarci, mi sarebbe venuta una mossa come Re di 6. Siamo in un finale, chi se ne frega, andiamo avanti, così il re attacca anche quel pedone e intanto almeno non ostruisco l'ottava traversa. Non è male, poi ho visto che col computer purtroppo non funziona sul lungo termine, ma l'idea è comunque quella di cercare di non andare a incasinarsi. Il computer qui dice che Re F6 è la migliore rispetto alla mia. Re di 8 anche molto buona. Qui il nero decide di giocare Re di 8. Il problema di Re di 8 è che segue ora la mossa vincente. Vediamo se riesci a trovarla. Mossa vincente per il bianco. Ti do 10 secondi. Ok, chiaramente non c'è una mossa vincente che il bianco dà scacco matto, ma crea parecchi disagi al nero. E la mossa è la spinta in D6. Questo pedone micidiale praticamente non permette al re di uscire e quando il re è lì un pochettino bloccato possono seguire facilmente anche degli attacchi da matto. A 5, con l'idea di far uscire la propria torre in A6 e minacciare il pedone in D6, ma adesso subito Robson trova un'altra mossa geniale, anche qui ci ha perso parecchio tempo, da 33 minuti a 22 minuti, 10 minuti di tempo per trovare questa mossa, cioè alfiere D3 che impedisce lo sviluppo della torre in quella direzione. Allora la torre va in B8, adesso può attaccare da qui, può entrare qui, ci sono varie possibilità. Ti faccio vedere una soluzione. Tu potresti dire, ma se il nero è in difficoltà non avrebbe potuto cercare di cambiare i pezzi? Per esempio, non so, il nero non avrebbe potuto fare alfiere A6, guarda che cosa sarebbe accaduto dopo. Alfiere per A6, torre per A6, torre in A in B1, ora si minaccia chiaramente questa idea tattica di guadagnare la torre. Una possibilità è RC8, in modo tale che a questo punto viene controllato. Adesso abbiamo torre 5, controllando questo punto, possibilità di dare scacchi ed entrare in settima, possibilità di raddoppiare ed entrare in ottava. Torre per D6, torre per A5, qui la posizione è assolutamente favorevole per il bianco con un più 1.32 da parte del motore. Quindi torniamo alla realtà, la mossa che è stata giocata è stata torre B8, quindi non alfiere A6 e a questo punto torre in A va in B1. Il bianco cerca di cambiare i pezzi poiché è in uno stato di superiorità grazie a questo pedone, tra l'altro su casa scura, quindi il nero non ha l'alfiere per poterlo attaccare. Non è facile gestire questa situazione né da parte del bianco né da parte del nero. Torre B7, adesso torre ne va in C1. L'idea è quello di sacrificare la propria torre sull'alfiere, dopodiché alfiere in A6 con tattica, e qui viene giocata la mossa torre B4. Vediamo che cosa sarebbe accaduto, non so, dopo una mossa naturale come torre N8 avremmo avuto appunto il sacrificio, re per e alfiere A6 con guadagno netto di un pezzo. Quindi torniamo a noi, la mossa che è stata giocata dal nero invece è stata torre B4, purtroppo non funziona. Qui ci è voluto un calcolo molto accurato perché torre per B4, A per B4, il nero ha un pedone a 3 passi dalla promozione, qui Robson è stato molto bravo a calcolare come andava. A5, attenzione che se ora questo alfiere non ferma il pedone che va in A6, non lo fermi più, tra l'altro qui la torre impedisce al re di andare oltre, la situazione è grave. L'unica è alfiere B7 e piazzare poi l'alfiere in A8 affinché questo pedone poi non riesca più ad avanzare. Infatti la partita va così: A6, alfiere in A8, ma dopo la mossa A7 il nero abbandonò. Perché il nero abbandonò? Proviamo a vedere varie continuazioni. Non so, mi viene in mente una spinta di pedone di questo tipo. Qui abbiamo sempre questa idea: alfiere 6 e torre C8, scacco matto. Cosa può fare il nero per evitare tutto ciò? Niente, scende, scacco matto grazie a questo pedone. Qualsiasi mossa non funziona. Torre N8, niente, c'è sempre alfiere A6 con l'idea di matto. Quindi ottimo
potere di calcolo, ottima potenza di calcolo da parte di Robson, che ci sta stupendo in questo fantastico torneo dove sta ottenendo un buon punteggio, sicuramente anche un incremento del proprio punteggio Elo, e continueremo a seguire questo giocatore per vedere se ci andrà a sorprendere fino in fondo, nonostante all'interno di questo torneo stiano gareggiando i più forti giocatori al mondo. Wesley So, uno dei primi 5-6 giocatori al mondo, Caruana, anche lui della top 5, se non mi sbaglio è il secondo terzo al mondo. Poi chi è che c'è? Ci sono anche altri giocatori, c'è Xiong Jeffery, insomma ce ne sono parecchi forti, Narodischi eccetera eccetera, quindi non è facile giocare questo torneo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, se sì, ci vediamo allora nel nostro prossimo appuntamento. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!